Oggi stavo venendo a lavoro e come potete notare non sto bene perché ho sventato un borseggio e mi hanno aggredito i borseggiatori. Ore 11 una banda di borseggiatori composta da 3 donne e un uomo stava cercando di derubare dei turisti in Calle dei Fabbri a 2 passi da Piazza San Marco. Saad, barista di 28 anni, ha avvisato una vittima che stava per subire un furto. È riuscito a sventare il loro piano, ma è stato picchiato con calci e pugni dall'uomo della banda. È stato seguito, gli hanno spruzzato lo spray peperoncino negli occhi e alla fine l'hanno riempito di pugni. Ora si trova in pronto soccorso per tutti gli accertamenti. Il 28enne ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Adesso ho parlato già con i carabinieri, aspetto che arrivi la lancia e mi facciano un referto per poter fare la denuncia. Chiunque tenti di impedire i furti nelle calli veneziane viene aggredito con violenza dai borseggiatori, con urla e sputi, senza lesinare la violenza. La situazione è divenuta insostenibile, denuncia il Comitato Cittadini Non Distratti rappresentato da Monica Poli. Continuano ad essere sempre più aggressivi nei confronti nostri, nei confronti di cittadini che avvisano quando vedono e nei confronti anche dei turisti che si accorgono. Di episodi così ce ne sono decine e decine. Siamo stufi, la gente è stufa. La banda che ha colpito in Calle dei Fabbri è composta dagli stessi malfattori visti un mese fa a San Tomà. Avevano aggredito un veneziano per aver impedito un loro furto. I cittadini, esausti, chiedono che i responsabili vengano arrestati e puniti con pene certe. Ci deve essere un cambio di legge, ci deve essere qualcuno anche che indaghi su queste organizzazioni criminali. Non è possibile che questi siano liberi di fare tutto quello che vogliono